febbraio sono 16 anni che è morto mio papà e ancora noi non abbiamo risposte, ancora un responsabile non c'è. Vi ricordate la storia delle famose valvole killer, pagate anche con tangenti e risultate difettose dopo l'impianto, tanto da aver provocato 2 morti a Padova? Il paradosso è che ora i familiari di quei pazienti cardiopatici, alcuni costretti a rioperarsi, devono restituire all'ospedale i risarcimenti ottenuti in primo grado. L'appello infatti ha assolto il primario dalle accuse di lesioni colpose e omicidio colposo e ha escluso la responsabilità civile dell'ospedale. Lei ce li ha questi 100.000 euro? No, non li ho. Di cartelle così ne sono arrivate altre 11, 2 alle sorelle Barbetta, figlie del secondo deceduto Enzo Barbetta, le altre ad altrettanti malati che hanno dovuto rioperarsi e sostituire le valvole. Sembra quasi che stiamo elemosinando un risarcimento o che stiamo elemosinando una forma di giustizia quando credo che ci spetti di diritto. Essere ridotti così senza colpe, senza niente, no, proprio non è giusto. L'appello di Margherita nella nostra trasmissione non è caduto a vuoto. A muoversi per prima è stata la Regione Veneto, che ha stanziato un fondo di 300.000 euro a favore delle famiglie coinvolte, che dovrebbe arrivare da febbraio in poi, soldi che però non bastano. Questi 300.000 euro non sono probabilmente abbastanza per coprire le cartelle esattoriali. Sicuramente serve forse qualcosa di più, non solo forse a livello di soldi o di fondo di risarcimento, ma probabilmente anche una mossa politica forse un pochino più forte. E se a 15 anni di distanza ancora un colpevole non c'è, la Regione Veneto prova a rivalersi ora sull'ente certificatore, il tedesco TUV, che avrebbe apposto il marchio CE a valvole che avevano già mietuto morti e riconosciute difettose. Un danno di immagine e anche economico da parte della Regione Veneto. Abbiamo chiesto alla Giunta di verificare con i propri legali.